Gli ABC versione Roadies are back in action. Finalmente si torna a uscire all'aria aperta con la bici da strada, io sempre con la Roubaix, con i mitici ABC appunto in versione strada. Gli ABC are back in action. Vi faccio un veloce riassunto delle tappe fino a qui: Sistiana, Malchina, Visogliano, Precenico. Qua siamo appena usciti da Sales. Ehi, ciao, dagli ABC! Bravissimo! Ma la vera domanda è: ti sei iscritto al canale? Ovviamente no, perché io non so usare YouTube, però guardo i video. Però guarda i video. GCN! Benvenuti in questo nuovo video di GCN Italia. Sì, c'è all'altezza di Prosecco. Proprio piccolo. Deve essere bello anche in mountain bike di qua. Sì, sì. Quasi sentieroni. Più da montagna. Qua siamo sopra Sagrado e sono più o meno le stesse strade che ho fatto con Fulvio e Riccardo andando su per di qua quando sono caduto. Tiè. Buon Matteo. Aspettiamo anche Piero e andiamo avanti. Bellissimo oggi, giornatona. Cos'è? Come che roviniamo il video? Non era caldo. Esatto. Come la randonnée del Carso, sosta qua, sosta fisiologica, barrettina e poi discesa e macchina. Giù tutto. Credo si possa dire che stiamo scollinando. Mamma mia, che ironia, così a profusione. Abbiamo fatto questa piccola deviazione per puntare al santuario di Monrupino, che già nel giro della randonnée del Carso abbiamo toccato. Vedo già che fluo in cima, quindi presumo si possa arrivare fino su. Sinistra. Libero. Strada dei Poeti, Santuario di Monrupino. Di qua? Sinistra. Buongiorno.
Momento Roubaix fino su. Andiamo fino su, eh? Che bello, figata. Buongiorno. Di no. Aspetta, porta la bici. Sono appena ricchi qua. Avevamo in mente un rientro un po' più lungo, passando per Opicina, andando comunque dentro a Trieste e poi tornando, appunto facendola un po' più lunga, ma non siamo benissimo con i tempi, quindi ci affrettiamo al rientro. Sempre a sinistra? Opicina 3 km. Later. Nel periodo non collegato siamo scesi a Opicina, abbiamo iniziato a rientrare, Dino ha bucato, abbiamo fatto un cambio camera d'aria al volo e adesso abbiamo provato a vedere se c'era una macchina per controllare la pressione, il distributore qua Sistiano, ma è a monete, quindi niente da fare. Rientriamo sulla costiera. Abbiamo tutti i cash. Approfitto per il lettino, salverità. Visto tocco quando il coppa sempre. Sì? Zè, Dorona. Perché se lo faccio piano è Sì. Tutto ok? Se mi aiuta! Un altro. Tutto ok? Ah, non hai la camera d'aria? Cosa monti? non della camera d'aria, questo è 5. Ah no, ma non ho il profilo così alto, mi dispiace. Se no te la davo. Nessuno di noi ha profilo alto. Lo so. Mi dispiace. No, di niente, grazie comunque. Buona giornata, buon rientro. Vai, 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 vai. Comunque oggi è uno stillicidio di ciclisti. Ci siamo appena fermati perché c'era una coppia di ciclisti che ha bucato e un altro ciclista che ha bucato, non aveva la camera d'aria, e però volevo dargli una delle mie, ma monta il profilo alto, quindi niente da fare. Peccato. Later. Comunque sono arrivato a casa, chiuso il giro con 69 km e mezzo, 785 metri di dislivello, una media di 26,1, di tutto rispetto. Comunque 141 frequenza media, quindi benissimo. Come primo giro su strada dopo uscite interminabili su Zwift ci sta. Al prossimo video ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento se volete chiedere qualcosa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!